Ben ritrovati, eccoci pronti per una nuova edizione, ma cominciamo dai titoli. Manette per gli appartenenti e fiancheggiatori della cosca Iozzo Chiefari operante a Chiaravalle e Torre di Ruggero, 17 le persone arrestate dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Sono giunti stamattina nell'ospedale Iacciolino di Vibo gli ispettori inviati dal Ministero dopo il caso del feto nato morto. Bisognerà attendere il mese di dicembre per sapere a chi toccherà dirigere le 5 strutture sanitarie tra aziende e ospedali ancora senza manager. Sono sbarcati stamattina a Roccella Ionica su 2 piccole barche, 180 migranti. Le imbarcazioni sono state individuate dalla Guardia di Finanza, le persone trasferite temporaneamente in un centro messo a disposizione dal Comune. Con la vittoria nel derby la Reggina balza al secondo posto in classifica, brutta sconfitta della Vibonese rende doloroso KO. Ancora ben ritrovati dalla redazione del TG10, stasera partiamo da Cosenza e dalle 1000 fiaccole, tanti erano in piazza Loreto, sono le luci della speranza, la candela simbolo della vicinanza alle famiglie di Alessandro Algeri, Mario Chiappetta, Federico Lentini, Paolo Iantorno, che ricorderete hanno perso la vita nel tragico incidente sulla strada statale 107 a Rende. Silenzio e preghiera anche per Salvatore Figliuzzi, il 18enne morto a causa di un malore mentre giocava a calcio. La fiaccolata degli angeli, così è stata chiamata, promossa dal gruppo Life, in particolare da Tecla Morelli e Alessandra Attanasio, è partita da piazza Loreto a stringersi attorno ai genitori che erano tutti presenti, tanti cittadini e tanti ragazzi del liceo Fermi e dell'istituto Monaco. La fiaccolata si è conclusa nella chiesa di Cristo Re, dove il vescovo Monsignor Francesco Nolè ha celebrato la messa. Il papà di Federico ai nostri microfoni ha detto: la nostra tragedia è la tragedia di tutti. Domani ci sarà un ampio servizio nel TG10. Cambiamo argomento, la cronaca, il blitz contro i clan di Torre Ruggero e Chiaravalle, 17 gli arresti nel mirino degli inquirenti, la cosca Iozzo Chiefari. In 3 anni le indagini condotte dai carabinieri e coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, documentati episodi di spaccio e fatta luce su un duplice omicidio che è stato effettuato nel 2009. I magistrati hanno anche chiesto l'arresto per concorso esterno in associazione mafiosa anche per l'ex sindaco di Torre di Ruggero, arresto non concesso dal giudice per le indagini preliminari. Vediamo. Le telecamere piazzate dai carabinieri documentano le attività della cosca Iozzo Chiefari, egemone nel catanzarese, spaccio di droga in pieno giorno davanti a tutti e poi il boss che porta in spalla la statua della Madonna delle Grazie a Torre di Ruggero, immagine questa che risale al settembre del 2017. Una cosca che secondo gli inquirenti controllava l'economia della zona, con particolare riferimento al territorio di Torre di Ruggero, Chiaravalle Centrale e Cardinale, dalle attività imprenditoriali e commerciali nei settori dell'edilizia, del movimento terra e del commercio all'ingrosso di legname, fino ai subappalti connessi alla realizzazione di opere pubbliche come la trasversale delle Serre, e poi le intimidazioni messe in atto dal clan, come l'incendio di un escavatore utilizzato proprio per la realizzazione della trasversale. Ma l'organizzazione faceva sentire la sua presenza anche in occasione della festa patronale. Altra fonte di guadagno per il clan è la gestione di una piazza di spaccio di marijuana e cocaina. Le indagini coordinate alla DDA di Catanzaro sono andate avanti 3 anni e oggi è scattato il blitz che ha portato all'arresto di 17 persone tra presunti capi e affiliati alla cosca federata con quella dei Gallace di Guardavalle. L'operazione è stata denominata Ortus, come il cane a 2 teste della mitologia greca. Il riferimento è alle 2 componenti familiari in cui si articola la cosca Iozzo Chiefari. Nel corso delle indagini è stata fatta luce anche su un duplice omicidio avvenuto nel 2009, quello di Giuliano Cortese e della sua compagna ucraina Inna Abramovia, assassinati a Chiaravalle Centrale davanti
davanti alla scuola materna in cui la coppia aveva appena lasciato le 2 figlie piccole, un agguato riconducibile a regolamenti interni all'organizzazione criminale. I componenti della cosca avevano a disposizione numerose armi, anche da guerra, ed ecco la Santa Barbara del clan, Kalashnikov, pistole e anche una bomba. Erano nascosti in un locale a Chiaravalle Centrale che era nella disponibilità di una delle persone coinvolte nell'operazione. Tra le figure centrali dell'organizzazione criminale c'è quella di Antonio Chiefari, considerato il reggente dell'omonima cosca, l'uomo che nelle immagini si vede portare in spalla il simulacro nel corso della processione per la festa della Madonna delle Grazie. Anche così la cosca mostrava il suo potere, un clan che secondo gli inquirenti aveva generato nella popolazione locale uno stato di soggezione con manifestazioni di omertà e accondiscendenza. Secondo la DDA, il potere della cosca Chiefari si sarebbe esteso fino ad influenzare il voto e i magistrati della direzione distrettuale antimafia avevano chiesto l'arresto per concorso esterno in associazione mafiosa anche nei confronti di Giuseppe Pitaro, ex sindaco di Torre Ruggero, ma il GIP non ha concesso gli arresti. Pensavamo ci fossero più che gravi indizi di colpevolezza, visto che ad esempio tra l'altro nel corso dei comizi sul palco c'era il capomafia. Visto che ad esempio delle interdittive erano chiuse in cassaforte, visto che nella gestione, nelle gare di appalto abbiamo visto non irregolarità ma reati fini a piene mani. Se il capomafia sta sul palco vuol dire che tutti gli affiliati e familiari del capomafia devono votare per quel candidato. Il capomafia non si trova in un posto per caso. La procura non demorde però e annuncia che farà appello contro la decisione del GIP. Noi ovviamente non demorderemo, insisteremo su questo filone, ma soprattutto per noi i reati che riguardano la pubblica amministrazione aggravati dal vincolo mafioso, i concorsi esterni, non sono assolutamente meno gravi rispetto ai reati fine di mafia, perché senza questi non sarebbe possibile avere un'andrangheta come stiamo celebrando, come stiamo vivendo in questi anni noi in Calabria. A Vibo per il caso del bimbo mai nato allo Iazzolino, quindi in ospedale sono arrivati gli ispettori del Ministero. Vediamo. Questa mattina intorno alle 11 le auto con dentro gli ispettori inviati dal Ministero della Salute varcano il cancello dell'ospedale Iazzolino. Di fronte all'incalzare dei giornalisti il gruppo decide di cambiare rotta e si opta per un briefing da tenere in un luogo diverso, presso la sede del consultorio familiare situato esattamente di fronte all'ospedale e che tra l'altro ospita una sala a disposizione del direttore sanitario del nosocomio. È qui che si svolge il primo incontro preparatorio alla successiva ispezione. Quale sarà il vostro? Non possiamo fare dichiarazioni, dopo la dottoressa. Ovviamente andrete nel reparto. Sì. Il primo colloquio è con i vertici aziendali, mentre uno dietro l'altro arrivano anche la ginecologa iscritta nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Vibo Valentia che ha aperto un'inchiesta ed il primario del reparto di ginecologia ed ostetricia dello Iazzolino. Sul tavolo ovviamente le prime risultanze dell'autopsia effettuata sul corpicino della creatura estratta già morta dal grembo materno e quanto emerso dall'indagine interna predisposta nell'immediatezza dall'azienda sanitaria. La prima ad uscire dalla riunione con gli ispettori è proprio il direttore generale dell'ASP Elisabetta Tripodi, accompagnata dal direttore sanitario aziendale Michelangelo Miceli. Ora ci sarà l'audizione delle varie persone che hanno avuto in carico la paziente per ricostruire esattamente quello che è avvenuto. Come azienda sanitaria qual è la vostra posizione? Cosa si sente di dire? Mi sento dire che aspettiamo per rispetto totale della famiglia, alla quale rinnovo la mia più sentita partecipazione al loro lutto, in silenzio. Non credo alla correlazione con gli anestesisti perché dalle nostre prime indagini questo non risulta. Però aspettiamo gli esiti di tutte le ispezioni che sono state compiute, sia quella regionale sia quella ministeriale. Ancora per la sanità bisognerà attendere il mese di dicembre per sapere a chi toccherà dirigere le 5 strutture sanitarie tra aziende e ospedali ancora senza manager. Vediamo.
Certo che di problemi il famoso decreto Calabria alla nostra sanità ne ha provocati, e come, e tra questi il vuoto di potere in 5 aziende nelle quali si naviga a vista. Adesso però almeno su questa lacuna si porrà rimedio, visto che ben in 200 aspiranti manager hanno risposto alla manifestazione di interesse. Scaduto il termine ultimo fissato per venerdì scorso, adesso si procederà alla fase operativa. Il commissario Cotticelli esaminerà l'elenco e di comune accordo con il Presidente della Regione verranno individuati i profili giusti. Qualora non si dovesse trovare l'intesa tra l'ufficio del commissario e la Regione, allora a quel punto toccherà a Cotticelli compiere la scelta e indicare i futuri manager al Ministro Speranza. Sarà compito poi di quest'ultimo portare la pratica al Consiglio dei Ministri, che procederà alla nomina con un'apposita delibera. L'iter non è semplicissimo e ci vorrà del tempo, insomma difficilmente prima del mese di dicembre le ASP di Cosenza, Vibo, l'ospedale metropolitano di Reggio Calabria, dell'azienda sanitaria di Catanzaro e il pugliese Ciaccio avranno i loro manager. La politica adesso con i movimenti, le strategie delle coalizioni in vista delle regionali, vediamo. Beh, se scende in campo Berlusconi vuol dire che ha le sue buone ragioni, altrimenti il vecchio leader avrebbe fatto intervenire altri. Invece ha preso lui di petto la questione, mostrando di credere nella validità del progetto politico affidato a Mario Chiuto. Ci tiene il Presidente a mantenere unito il centrodestra ed è convinto che alla fine troverà l'accordo con Matteo Salvini per proseguire il percorso insieme anche in Calabria. Ha finanche studiato la situazione circa i problemi giudiziari del sindaco di Cosenza con i suoi avvocati, tranquillizzando gli alleati. Non danno assolutamente, ha detto, nessuna preoccupazione. Quindi, per il Cavaliere, non c'è alcun motivo per non puntare su un candidato che, come ha sostenuto Tajani, ha consenso e seguito. Insomma, Forza Italia fa quadrato e non si sposta di una virgola. Ciò che è stato deciso rimane più che valido e con la Lega, la forza alleata a cui non piace questa soluzione e vorrebbe individuarne un'altra, ha risposto sempre Tajani, troveremo una soluzione, tutti i problemi si risolvono. Sull'altro fronte, in attesa che il PD e 5 Stelle trovino la quadratura del cerchio, i partiti che compongono la coalizione di centrosinistra si ritrovano per ribadire il sì convinto alla ricandidatura di Mario Oliverio. È stato presentato a Cosenza il movimento 24 agosto, fondato dal giornalista Pino Aprile, che è un fervente meridionalista. Vediamo. Si chiama Movimento 24 agosto, ma il nome è una casualità, lo ha spiegato Pino Aprile, giornalista e meridionalista, autore di veri bestseller che hanno riscritto la storia della nascita del Regno d'Italia, parlando di annessione e conquista invece che di liberazione del meridione. Pino Aprile ha esaminato tutti i mali del Sud. Addirittura in calo demografico, cosa che nell'ultimo secolo e mezzo è successo solo 2 volte, dopo con l'invasione piemontese e quindi le stragi conseguenti e con l'epidemia di spagnola dopo la prima guerra mondiale. A quel punto con degli amici abbiamo detto vediamoci, facciamo qualcosa. E il primo giorno utile era il 24 agosto e quindi questo movimento è così poco ideologico che come nome c'ha una data. Sul palco è stato presentato il logo del movimento, nel quale campeggiano la E e la T di equità territoriale, che è lo slogan della neonata compagine politica. Questa terra e questa gente ha sempre meno di quello che è il resto del paese. Allora questo movimento è per l'equità territoriale, che significa che chiediamo e pretendiamo che questa parte del paese, 40% del territorio, 34% della popolazione, abbia la stessa osservanza e gli stessi diritti degli altri italiani. Già nel 2013 era serpeggiata l'idea di creare un movimento sudista, ma non se ne fece nulla, puntando invece alla creazione di un quotidiano, che poi non si fece. Oggi in tanti si riavvicinano a questi temi. Nel folto parterre anche il candidato alla presidenza della Calabria, Carlo Tanzi, e l'ex senatore 5 Stelle Francesco Molinari, anche se Pino Aprile ha chiarito che il movimento non si presenterà alle prossime elezioni regionali. La strada è lunga e difficoltosa per questo nuovo movimento, che è pronto alla lotta dura. Se questo paese non vorrà che il Sud smetta di essere colonia, allora il Sud ha di fronte a sé solo un'altra possibilità: andarsene per i fatti suoi.
Il comune di Cosenza, quindi restiamo nella città dei Bruzi, ha intitolato questa mattina una strada a Don Francesco Mottola che presto sarà beato. Vediamo. La città di Cosenza ha intitolato a Don Francesco Mottola una strada nei pressi dello svincolo autostradale di Cosenza Sud. Ma chi era Don Francesco Mottola, il sacerdote di Tropea di cui tutta la Calabria sta aspettando la beatificazione? Don Mottola è un sacerdote calabrese, un appassionato di Gesù e allo stesso tempo un uomo che ha saputo fare sintesi tra la carità e la contemplazione. In questo tempo in cui si parla molto degli ultimi, degli scartati, lui ci ricorda con la sua testimonianza di grande attualità che dobbiamo cercare quelli che lui chiamava i nuiu do mundu, cioè quelli che nessuno considera, quelli che Papa Francesco chiama gli scartati, gli ultimi. Però la particolarità di questo sacerdote è che non sgancia il suo amore per i poveri dal suo amore per Gesù. La figura di Don Mottola ha unito idealmente due comunità e due diocesi in un forte legame spirituale. Oggi avere qui allo svincolo dell'autostrada, ma anche in una zona che ha bisogno di molta promozione umana, di molta presenza umana delle istituzioni, è stato bello vedere due vescovi, due sindaci, due parroci uniti per dare un segnale di unità e di comunione. È un'occasione molto bella, soprattutto se la lego all'altra figura, Natuzza, un collegamento e una specie di gemellaggio spirituale tra Cosenza e Mileto. Credo che oggi viene un po' consacrato anche con quest'altra iniziativa. L'intitolazione della strada rappresenta anche i valori profondi di accoglienza e condivisione tipici della città di Cosenza. Noi abbiamo voluto anche in senso di comunione proprio fra le due comunità, quella di Cosenza e quella di Tropea. La intitolazione di questa strada a Don Francesco Mottola per noi è un motivo proprio di rafforzamento, diciamo, di questo spirito di una città che è una città che vuole essere solidale, accogliente, aperta, una città che è legata anche a questo spirito di comunità, di fraternità, diciamo, a voler mettere le persone insieme. Ecco. Quindi penso che questo è un segno importante, significativo, che ci rende orgogliosi. Ci spostiamo a Camigliatello Silano per una iniziativa di tutt'altro tenore. Parliamo della sagra del fungo che ha registrato migliaia di visitatori. 5.000 visitatori alle mostre di funghi e piante alle mostre fotografiche, decine di migliaia di persone tra gli stand della 50ª edizione della Sagra del Fungo di Camigliatello, un successo che è andato al di là delle più rosee previsioni, per un evento che attrae presenze dalla Calabria e diverse altre regioni. Una giornata meravigliosa, andata al di sopra di quelle che erano le nostre aspettative. Abbiamo fatto tanta promozione, ma ieri veramente un successo incredibile. La sagra è iniziata dal venerdì, in cui tutti gli alberghi erano strapieni, quindi interessa molto la parte della Puglia e la parte della Sicilia, quindi oltre la Calabria tanti visitatori, anche diciamo abbastanza stranieri. La sagra è stata arricchita dal convegno regionale organizzato dal gruppo naturalistico micologico Silano, durante il quale la filiera micologica calabrese è stata analizzata sotto innumerevoli punti di vista. L'obiettivo delle istituzioni e delle associazioni è quello di incentivare il turismo silano sfruttando il richiamo del settore enogastronomico che va ad aggiungersi all'attrattiva delle bellezze paesaggistiche e naturalistiche. Manifestazioni che sono state ormai organizzate con l'Ottobre in Festa hanno fatto in modo di poter destagionalizzare e legarci quasi a quello che è, diciamo, il turismo estivo. Restano ancora dei mesi dove bisogna lavorarci. Ovviamente quello che ci dà la forza in questo momento è la possibilità di lavorare in rete, l'esserci uniti, perché la manifestazione così non lo organizza solo la Proloco ovviamente, e abbiamo avuto il contributo del GAL, del Parco Nazionale, dell'amministrazione del Comune di Spezzano della Sila, e quindi tutti questi attori, mi perdoni se ne dimentico qualcuno, uniti insieme hanno la possibilità veramente di poter arrivare a una quasi totale destagionalizzazione. Un salto di qualità che passa anche dalla formazione e specializzazione di esercenti albergatori. Abbiamo ancora tanto bisogno di crescere, abbiamo bisogno di formazione per essere più vicini a quella che è la mutazione oggi della richiesta turistica. Un tempo bastava offrire una camera pulita, dei servizi adeguati, oggi abbiamo la necessità di lasciare agli ospiti un'esperienza, quindi di accompagnarli, di guidarli e quindi di conoscere ancora prima di loro noi quelli che sono le potenzialità del nostro territorio.
Siamo allo sport, il calcio, la Serie C, il derby ha lanciato la Regina al secondo posto in classifica e imposto una riflessione in casa Catanzaro, ma la gara è stata equilibrata e decisa da uno dei tanti episodi. Brutta domenica per la Vibonese, per il Rende e buio pesto. Vediamo. Il derby lo ha vinto la Regina e il risultato è quello che conta di più, tanto che oggi, al di là della classifica e della prestazione, sotto processo sono finiti i giallorossi e il loro allenatore. Un classico per chi legge il calcio limitandosi alle sintetiche cifre del tabellino, ma la gara del Granillo è stata ben altro. Certo, i padroni di casa hanno confermato la propria capacità di sfruttare al meglio il fattore campo, venendo a capo di situazioni ingarbugliate grazie alla determinazione e al fiuto del gol di Corazza, capocannoniere del girone. Ma la partita è stata tutt'altro che a senso unico, una battaglia ricca di capovolgimenti di fronte e colpi di scena che ha tenuto con il fiato sospeso gli spettatori del Granillo. Non sono mancate le occasioni per anticipare la svolta del match e le espulsioni di De Rose prima e Martinelli poi, discutibili e discusse, hanno senz'altro influenzato l'andamento della partita. Il successo galvanizza la Regina, che a un passo alla vetta cercherà conferme anche in trasferta contro la rivelazione Monopoli e costringe il Catanzaro a ritrovarsi nei prossimi 180 minuti ad alta tensione con Potenza e Bari. Che batosta per la Vibonese, una battuta d'arresto di quelle che prima o poi capitano a tutti, anche alle squadre più solide come quella guidata da Giacomo Modica. I 2 gol subiti a distanza ravvicinatissima da Caporale e Perez hanno mandato in tilt i rossoblù, incapaci di reagire, tramortiti dal secondo gol dell'attaccante ex Cosenza, vicino al tris sul finire del primo tempo, ma fermato dalla traversa. Nella ripresa il rigore battuto da Perez e respinto da Greco ha dato il là ad Albertini per siglare la quarta rete. Poi, dopo il bel gol di Vázquez, la Vibonese si è risollevata un po' con i 2 penalty trasformati da Tito, una botta d'orgoglio prima di ammainare la bandiera negli ultimi minuti, subendo il gol di Bovo per il definitivo 6-2. Ancora una sconfitta per il Rende, che cede terreno anche alla Cavese al termine di una gara abbastanza equilibrata, decisiva la rete di Germinale, bravo a mettere in rete il pallone respinto da Savelloni sul tiro di Sainz Mazza. E si è tenuta nella sala conferenze del CONI a Cosenza la manifestazione Benemerenze Sportive, il premio Ensi dedicato agli sportivi che si sono distinti sul territorio regionale. Vediamo. Una manifestazione dedicata allo sport e a chi mette a disposizione il proprio tempo per la crescita di alcune discipline, magari restando dietro le quinte o lavorando anche nell'ambito del sociale. Nella sala conferenze della sede del CONI a Cosenza, la cerimonia di consegna delle benemerenze agli sportivi individuati dal maestro Raffaele Napoli, responsabile provinciale MGA Filcam, che si sono distinti nel territorio calabrese, e il ricordo di un giovane calciatore, Marco Calderaro, scomparso di recente in un incidente stradale. In questa occasione bellissima, che tra parentesi è motivo di premiazione dei campioni e di veterani dello sport, ricorderemo anche un altro momento che è un pochino più doloroso, diciamo, perché consegneremo a targa a una giovane promessa del calcio che, ahimè, purtroppo per un grave incidente non è più con noi, Marco Calderaro. Grazie al Presidente Palma per questa attenzione, per questa sensibilità che ha avuto anche verso la famiglia di questo nostro cosentino calabrese. È una giornata importante perché non solo ci saranno i dirigenti del CONI, dirigente dell'ASI che è un ente del CONI, dirigente dell'ENSI, ma anche i dirigenti e tantissimi campioni e veterani dello sport della FIGICAM, che è la Federazione Italiana di Karate, di arti marziali, che è riconosciuta dal CONI. Quindi è una grande emozione, un'importante giornata che rimarrà praticamente negli archivi del CONI qui a Cosenza. In chiusura, come di consueto, le previsioni del tempo. Il campo di alta pressione che ha dominato sull'Italia nel corso del weekend, nella giornata di lunedì e martedì tenderà ad essere insidiata dalla presenza di una perturbazione che attualmente si trova col suo minimo sulle isole britanniche, ma riuscirà a garantire ancora 48 ore con tempo stabile e temperature miti. Domani cielo sereno o al più poco nuvoloso, per passaggio di innocue nubi alte e stratiformi. Durante il pomeriggio consueta formazione di nuvolosità sulle aree montuose di Serre Vibonesi e Aspromonte. Temperature stazionarie. Passiamo ai mari e ai venti. Domani mari quasi calmi o poco mossi ovunque. Venti ovunque, deboli di direzione variabile. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.
È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava, in messa in onda a Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.